Dopo oltre 45 giorni dalla richiesta non abbiamo ricevuto nulla. Il Comitato per la gestione dell'acqua pubblica, meglio conosciuto con la sigla Intercopa, annuncia la presentazione di un esposto nei confronti del Lati idrico di Agrigento presso la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti. La ragione? A spiegarla il coordinatore Francesco Zammuto. La decisione afferma è maturata in considerazione del fatto che, nonostante sia stato richiesto l'accesso agli atti per i canoni di concessione ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione stipulata con Girgenti Acque, i termini sono trascorsi infruttuosamente. Nessuna risposta tuona Zammuto, che poi evidenzia: la richiesta si è resa necessaria per comprendere come mai Girgenti Acque abbia proceduto dal 2007 ad oggi ad adeguare i canoni e le tariffe da caricare in bolletta secondo i parametri stabiliti dalla GESI in inflazione, mentre il canone di concessione non è stato mai adeguato agli stessi. Inoltre Intercopa ravvisa molte perplessità sull'utilizzo di queste somme rispetto alla loro ragione d'essere e alla loro destinazione finale. Non è superfluo far sapere che Intercopa si affida a professionisti in grado di suffragare le proprie ragioni e valutare che il danno arrecato dal 2007 ad oggi ammonta ad 1.600.000 euro. L'occasione si presta a sollevare il fondato sospetto, osserva ancora il coordinatore del comitato, che la strategia dell'Ati, dal momento in cui si è insediata nel giugno del 2016, sia volta principalmente alla riduzione delle tariffe, oltre che ad un impatto di non belligeranza con i 17 comuni che non hanno consegnato le acque a Girgenti Acque, piuttosto che a verificare se l'attività del gestore in questi 10 anni abbia realmente creato disservizi e inadempienze, come manifestato dai circa 350.000 cittadini serviti dal gestore, che in più circostanze hanno prestato e contestato i loro servizi e per le tariffe applicate. Il sospetto nasce dal fatto, prosegue Zammuto, che a fronte di una iperattività inusuale dalle nostre parti, che hanno già prodotto il regolamento di utenza, la carta dei servizi e addirittura un addendum dell'accordo contrattuale, di questo sembra che la parte più rilevante consista nel garantire e affermare l'autonomia gestionale ai 17 comuni che non hanno consegnato le reti e il possibile prolungamento dei 30 anni dell'affidamento al gestore per garantire il bilancio di pareggio nel caso non venisse raggiunto alla scadenza della convenzione. Di contro, Lati, fino ad oggi, sono ancora le parole di Zammuto, ha disatteso la disposizione di oltre 5 mesi fa dell'assessore regionale contraffatto di costituire il comitato tecnico, che ha il compito entro 30 giorni dall'insediamento di verificare e trasmettere una relazione al Presidente della Regione se esistono ragioni per procedere alla risoluzione della convenzione. Ancora non si comprende come mai Lati, conclude Zammuto, non abbia deciso se costituirsi parte civile alla richiesta della Procura di Agrigento di rinvio a giudizio di Girgenti Acque, accusata di truffa e falso per avere taroccato le tariffe 2012-2016, causando un danno stimato in 20 milioni di euro.